Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, ci eravamo lasciati qui all'inizio di questa country e andiamo, vediamo. In fondo avevamo già visto, non c'era niente. Vediamo se c'è qualcosa qui in zona. Ma qua si può andare. Andiamo a vedere. Cos'è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tom? Se non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Ah, lo sapevo. Riguarda cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che siamo in luce. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata? L'ultima volta che l'ho visto. Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state "non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia". Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, uno senza il tuo aiuto raggiungeremo quel posto. Andiamo avanti. Beh, simpatici, proprio fratelli. Proprio che si dicono in faccia da fratelli, normalmente direi anche. Allora andiamo per di là. Allora, dai, su. Io sotto là non ci sono andato, però. Che si possa andare là? In qualche maniera. Boh, proviamo a vedere. Wow, cos'è? La lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idrocosa? Usa, usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come Però fa? io devo... Senti, so cos'è, ma non come funziona. Ma io ho Ok. saltato dei pezzi E più come facciamo per indietro. attraversarla? Vado subito per il sotto, ma si può andare anche per sopra, questo lo so per certo. Allora, ritorniamo indietro. Dai caro, dai. Ah, guarda. Le piacerebbe. Eh... Leggi. Numero 5. Elemento estraneo. La vittoria dei viaggiatori è stata assoluta, come le condizioni di reso imposte all'umanità. La carne di ogni uomo, donna o bambino rimasto in vita è stata rivendicata come bottino di guerra. Per quanto tempo Daniele riuscirà ancora a sfuggire alle loro terribili morsa? Eh, chi lo sa. Allora, dobbiamo andare. Sì, ma io non ho capito perché va così piano, cioè, gli dico di correre, al massimo va così. Boh. E siamo ritornati dove eravamo prima. Lì c'è il cartello, o sbaglio? O è lì poco più sotto comunque. Oh, nuova arma è il Diablo.
Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Allora, Tommy. cosa Andiamo. facciamo? Oscillazione arma? Anche questo non sarebbe male, però. Aspettiamo un attimo, allora. Ah, ti fa andare giù lo stesso, però. Se lo sapevo. Vediamo andando giù. Si può andare giù per di qua? No. Ti fa andare per di là in ogni caso. Qua non ti lascia niente. Fa tutta sta strada per niente proprio. Vabbè, importa. Andiamo per di qua. Dai. Vai giù no? No, devi fare il saltino. Come asilo nido. Primi passi, dai. Primi saltini. È più veloce fare scalare che fare il resto. Dietro il sasso là non lo abbiamo visto. Che c'è qualcosa? No, non c'è niente. Ah, ma sei stato qua a aspettarmi. Bravo. Qua è chiuso, non si può andare. Allora, super di qui. Super di qui. Va bene. Perfetto. Uh. Allora, vediamo se possiamo fare poi. Faccio. Ma guarda che mi sbaglio ogni volta. Va bene. Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. E come si fa? Aspetta che guardo. Nel coltello ne ho uno, ma ne è più che. Allora. Siccome il fiato è piuttosto limitato. Giù. Però io prima voglio andare giù e vedere se c'è qualcos'altro. No, mi sa che non c'è niente. No, non c'è niente infatti. Ok, Ellie, ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Dai cara, dai. Dai che ce la facciamo.
Lo devo portarti qui? Perfetto. Dai, girala. Fai attenzione quando ci passi su. Ok. Che squadra. Sì. Fammi vedere se c'è qualcosina qua sotto. La tomba non dovrebbe essere così piccola. Ah, ho scordato di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Ellie. Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che Ora basta. hai ragione. Scusa. Andiamo da Tommy. Mi sa che non si può andare. Infatti si blocca qui. Va bene, andiamo avanti. Super di qui. Lo so, anch'io. Giuro che farò il prossimo foglietto. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Ah, Entriamo? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. qui c'è qualcosa? No. Qui non c'è niente. E andiamo dentro qua. Vabbè, mappa, ma... Sì, ma... vabbè. La mappa, ma non possiamo fare niente, cioè... abbiamo quelle là al massimo. E di più non si può fare. Va bene, dai. Intanto stiamo così. Qui dove siamo arrivati, quindi niente, va bene. Non azzardarti a prendere l'arma e di alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come Tac, stai, un coltello fratellino? nella schiena. Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Confermo. Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui?
lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Un bue intero. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel, o meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Ma hai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Questo qua si lascia toccare? No, Earl, direi. Sì? che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Allora, apri. Maria, Dimmi, qui sala di controllo. Steve sta per riavviare. Vuoi venire a controllare? io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado. Vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai, Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Aspetta, andiamo di sopra, vediamo. Non so se abbiamo la possibilità di ritornarci indietro, quindi questa è chiusa. Vetri. Ah, vedi, c'è qualcosa qua. Al massimo, va bene, non so cosa fa. Proiettili di pistola che vanno. Ah, se sta qua a cambio che la carichiamo anche visto che ci siamo. Questa qui è carica. Psicofarmaci. Aspetta un attimo, vediamo se possiamo fare questo. Abbiamo questo e questo ancora da 100 per chissà se ci arriveremo mai. Se non altro, se veniamo attaccati adesso abbiamo anche la possibilità di difenderci senza essere morsi, presumo. Ho qualcosa per te. L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Dovevo avvicinarmi, va bene. Ecco. È consumata, ma è ancora bella. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza.
Ah, adesso andiamo di sopra, va bene. Adesso gli apre lui quella porta lì. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Beh, noi lo stiamo facendo. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Forse non deve essere così. Parla che io ti ascolto lo stesso. Sei di nuovo qui? Già, hai visto? Però sotto là non ci siamo andati. Ah, già c'è una bottiglia, siccome non ce ne facciamo nulla. Vabbè, andiamo di sopra allora. Più veloce non va bene. Non so se c'è qualcosa qui in zona che... Ah, vedi, guarda, proiettili, guarda, boscati, fuori maniera, come sempre. Generatore. Ah. Anche in cima là c'è qualcosa. Cos'è questo? Gli stracci? Direi di far così allora. Che... Questi due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche due. Siamo quasi pronti. Devono solo riattivare lo guarda. Non c'è fretta. Manuale fumogeno volume 1, maggiore durata delle cortine fumogene. Grazie alle giuste tecniche la fabbricazione a durata della cortina di fumogena può essere migliorata. Evasione, distrazione, tattica ed equipaggiamento. Molto bene. Prima andiamo giù là. Io direi di... Visto che c'è il banco da lavoro lì. Vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa, ma non credo. Non è passato molto. 100 pezzi infatti abbiamo. Questo è il mare, questo qua, 30. Abbiamo questo qua, è il diavolo. Io direi di potenziare questo qua. Direi di far questo. Le corazze. Ce ne domando avanti sotto. Ma vogliono 5. Andrà più che bene. Dobbiamo farcelo bastare più che altro. A sinistra, attenzione! Ok, bene. Passala, lentamente. Dammi un secondo! Ok, pronti? Pronti? Avanti, vai!
Siamo in giro indisturbati, cioè proprio Notizia. potremmo essere chiunque, anche se ci conoscono, ma mattoni ce ne sono tanti. Bravo, salda. Vediamo se c'è qualcosa qui in giro. Abbiamo questo. Qui cosa c'è? Altri ingranaggi. Ma lì. Leggi Ryan Oliviero 000194. Vediamo se riusciamo ad andare a potenziare. Visto che abbiamo trovato dei pezzi. Sì, ci lascia. Qua l'abbiamo controllato. Non c'è niente. Ottimo, è un buon posto. Ah, ma c'erano i 4 parti, questo qua. Ci manca ancora un'arma, chissà quando la troveremo, se la troveremo. Io direi 30. Guarda, facciamo velocità di fuoco, ti metti dal fuoco con l'arma più rapidamente, e questo qua, anche se mi piacerebbe fare di più questo sinceramente. Guarda, facciamo questo qui 30 e Dovrebbe esserci utile. allora andiamo da Tommy in teoria adesso, se non ho capito male. L'hai visto? Impressionante, no? Gli devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. Ma è davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? Ah, L'ho dai. vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi loro amici. hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh?
Ripagarti. Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura, è questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che fregna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Però, Banditi! Non lasciamoli entrare nell'edificio! ah, ho sprecato. Sono tutti sopra là. No, sono tutti morti. Dove sei? Dentro là sono. Mi hai lasciato qualcosa? No. Sto più veloce di me. Sei già morto, bastardo! Non ti avevo visto. Avete visto qualcosa? Vediamo. Andiamo al ponte. Aspetta, prima mi curo, Siamo in trappola. Veniamo a prendervi, restate. Progetti per la centrale, vabbè. Io non ci capisco niente. Quindi. Piuttosto complicato. Oh, abbiamo le asce adesso. Ma cosa viene fuori?
Sono tutti là dietro. Ma io non c'è. Guarda che... È là! Eccolo! Lui è laggiù! Lui è qua giù! Andiamo! Non... non mi ha lasciato niente. Eccoli quei figli di puttana! Raggiungiamo le ragazze! Dietro di te! Joel, fai quello che devi. Vediamo se... che non sia saltato. Cos'è che abbiamo qua? Ah, gli esplosivi al massimo. Ehi! Che sono... Qui le munizioni stanno andando via, che è una meraviglia. Ora abbiamo questo. Vediamo se c'è qualcos'altro in giro. Le altre 4 sono qui, molto bene. Molto bene. Tommy! Maria! Sto bene! La ragazza è con me! Ci è mancato davvero un niente. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti, poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, senti. Ci siamo tuffati dietro Senti. ai tavoli. È un tipo enorme. è entrato Piano, con un- piano. Ascolta, ehi, sei ferita? No! Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa Hai situazione. idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dove? Certo. Ne basta una. Una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì. Per fortuna. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie.
Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parti? L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Ecco, vedi le tracce? Forza. C'è qualcosa qui? Non credo, penso sia tutto... Può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così. Non così. So cosa sta succedendo. Mandiamo. Si chiama pubertà. Forza. E se io vado poi... Ellie, che ti è venuto in mente? È stata giusta almeno questa. Sì. Sì, la strada giusta. Lì. Altre impronte. Ok, bene. Ehi, wow, 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 wow! Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi. Fai il giro, ti copro! Allora... Aspetta. Direi di è là dietro e un altro è là. Aia. Ah, solo 6 colpi tiene. Beh, intanto mi curo. Occhi aperti. È là dietro, ma... Come faccio io a ucciderlo? Lo vedo. Prendo come un cerino. Sì, sì, certo. Dove siete? Da dietro. Ehi, fai il giro.
Laggiù! Lasciala stare! Avanti! Ah, sono là dietro. Però prima voglio andare un secondo qui. Qua. Al massimo. Da un medico lo facciamo. So che sei qui. Però io adesso potrei, visto che ne abbiamo tante, Ti troverò. Cos'era? questo era. Non ce ne sono altri. Ho sbagliato. Guarda se ogni volta mi confondo. Non mi lascia arrampicarmi qua? No. Devo per forza fare il giro, sì? Ma scusa, dove devo andare io? Qui è chiuso. Il Tommy in fondo è A. Avanti, torniamo ai cavalli. Ah, va bene. Le tracce vanno da questa parte. Spero solo che non l'abbiano presa. Ma dove devo andare adesso, scusa? Dai. Cioè, ti dico di passare di fianco, ti metti davanti. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui.
Forza. Dai, caro, dai, salta. La zona sembra tranquilla. Ah, qua non mi fa scavalcare, peccato. Penso neanche là, allora. No, non mi lascia. Peccato, peccato, peccato. Va bene signori, io mi lascio qui, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie e canale. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.